Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Il giorno di Borsellino. 32 anni fa la strage di Via D'Amelio, in cui oltre al giudice persero la vita anche gli agenti della scorta. A Palermo le commemorazioni Mattarella, verità più forte dei depistaggi. Sfiora la costruzione del ponte sullo Stretto l'inchiesta della DDA di Milano, che ha portato in carcere 2 imprenditori di Barcellona Pozzo di Gotto, ma la società WeBuild non risulta indagata e reagisce indignata. Caldo e gran sete in Sicilia. Bollino rosso a Palermo, attesi 40 gradi nel weekend, stop al piano di razionamento idrico, cabina di regia regionale per l'emergenza siccità. Le bare silenziose, ancora morti in mare. 3 migranti senza vita sono stati trasportati a Porto Empedocle. Erano all'interno di un barcone con 125 persone, un macabro rituale che rischia l'indifferenza. Guasti informatici in tutto il mondo, errore di aggiornamento di un software di cybersicurezza e gli aeroporti vanno in tilt, anche in Sicilia problemi. Il patto anti-rifiuti, avviata una campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono selvaggio della spazzatura, testimonial d'eccezione l'attore Tuccio Musumeci, il sindaco, ognuno deve dare un contributo. Sulle soglie della notte, Gesualdo Bufalino, i fotogrammi di una vita immaginaria, il docufilm dedicato allo scrittore Comisano, testimonianze e racconti con la regia di Andrea Traina. Calcio, a Messina rottura definitiva tra la piazza e la proprietà del club, il Palermo insegue un rinforzo a centrocampo, Luperini il prossimo colpo del Catania. «32 anni fa la strage di Via D'Amelio, in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. A Palermo le commemorazioni. Bisogno della verità è insopprimibile, dice il capo dello Stato, che punta il dito sui depistaggi, ostacolo all'azione della magistratura. Marco Gullà. Onori ai caduti! 32 anni dopo la strage di Via D'Amelio rimane avvolta dai misteri. Oggi, giorno dell'anniversario dell'eccidio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuri, Walter, Eddie Cosina e Claudio Traina. Dopo tanti anni la ricerca della verità su quella tragica giornata è ancora in corso, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La famiglia Borsellino, ha aggiunto il capo dello Stato, in particolare i figli del giudice, portano avanti una battaglia incessante per ottenere giustizia e far luce su tutti gli aspetti oscuri che ancora avvolgono la strage di Via D'Amelio. È una lotta che riguarda tutti noi. Gli fa eco la premier Giorgia Meloni, che dice: la lotta alla mafia è una priorità. Palermo oggi è il centro di numerose manifestazioni. Questa mattina alla caserma Lungaro deposizione di corone d'alloro, la presenza del ministro dell'interno Matteo Piantedosi e del capo della polizia Vittorio Pisani. In Via D'Amelio invece attività ludiche e laboratori per giovani studenti. A distanza di 32 anni si continua a ricercare una verità su una delle pagine più buie della storia italiana. Il problema è dove la si cerca e chi la cerca. E io credo che ci sono stati pezzi importanti del nostro Stato che hanno cercato la verità con la voglia di trovarlo. Pezzi altrettanto importanti del nostro Stato che hanno impedito che questa verità venisse fuori. Bisogna capire chi tra questi pezzi prevarrà. Mi auguro nel futuro che prevalgano i primi. Alle 16:59, orario della strage, il minuto di silenzio, poi in serata la tradizionale fiaccolata. Sfiora la costruzione del ponte sullo Stretto, l'inchiesta della DDA di Milano, che ha portato in carcere 2 imprenditori di Barcellona Pozzo di Gotto nel Messinese, ma la società WeBuild, che si occupa del ponte, non risulta indagata e reagisce indignata all'accostamento fatto tra personaggi e opere che nulla hanno a che vedere fra loro. Manlio Viola. È bufera all'indomani dell'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, che sfiora la più grande infrastruttura che ci si prepara a costruire in Italia, il ponte sullo Stretto. L'inchiesta milanese ha portato in cella Francesco Scirocco e Giovanni Bontempo, imprenditori ritenuti vicini al clan mafioso dei barcellonesi in provincia di Messina. Fra gli appalti finiti sotto analisi da parte della Direzione Investigativa Antimafia ci sono strade e autostrade in Sicilia e persino il depuratore di acqua dei Corsari a Palermo. Al centro dell'inchiesta c'è un personaggio, Danilo Condipodero, che è risultato aver percepito redditi dal consorzio Messina-Catania all'Otto Nord, partecipato dalla società WeBuild, che però non è indagata. Condipodero avrebbe incontrato per un affare riguardante la cessione di un capannone, che peraltro non era di sua proprietà,
I due imprenditori Bontempo e Scirocco. Il 22 settembre del 2023 davanti a un bar l'incontro era monitorato dalla DIA e questi passaggi hanno fatto scattare l'allarme riguardante WeBuild e dunque il ponte. Secca la reazione dell'azienda infastidita dall'accostamento fra l'inchiesta e la società che si sta occupando del ponte sullo stretto. Il signor Danilo Condipodero, dipendente del consorzio Messina-Catania di cui WeBuild è socio, scrivono in una nota, risulta in funzione con mansioni di assistente contabile di magazzino. Tali mansioni non contemplano in alcun modo attività di acquisizione di mezzi, strumenti e tantomeno immobili né poteri di scelta sui fornitori, scrivono da WeBuild, prendendo le distanze anche dai due imprenditori barcellonesi. Beni confiscati alla mafia, il PD chiede più impegno e meno burocrazia, dalla sottrazione alla criminalità alla restituzione alla società. Luca Ricilberti. Beni confiscati dalla sottrazione alle mafie alla restituzione alla società. Nella giornata del ricordo della strage di Via D'Amelio, nell'oratorio di Santa Elena e Costantino a Palermo, la Commissione regionale antimafia punta l'attenzione sulla burocrazia che ingessa lo Stato nella gestione e nella restituzione di case, terreni, proprietà appartenute a Cosa Nostra e che sempre con grande lentezza ritornano alla fruizione della collettività. Cioè la capacità dello Stato di non mettersi al servizio di un processo trasparente nella gestione è inevitabilmente elemento di polemica, di opacità, anche di distanza. All'incontro organizzato all'antimafia regionale DEM hanno preso parte numerosi componenti del PD all'interno della Commissione nazionale antimafia. Ricordo che il governo ha cancellato le risorse che io da ministro per il Sud, poi confermate dalla ministra Carfagna, avevamo destinato nel PNRR per la valorizzazione dei beni confiscati e si annuncia una riforma che dietro il paravento delle direttive europee rischia di negare la stessa ratio di quelle misure di prevenzione che portavano alla confisca dei beni mafiosi. Le sfide sono due: da un lato quello di continuare la ricerca della verità su alcune vicende e fatti storici, soprattutto oggi non possiamo non ricordare Via D'Amelio, e poi costruire insieme strumenti normativi efficaci per controllare e reprimere la criminalità e le attività della criminalità organizzata. Come dire, il messaggio e l'esempio di Paolo Borsellino e Giovanni Falcone non si esauriscano nei giorni delle ricorrenze del loro sacrificio per la legalità e la giustizia. Voltiamo pagina, la morsa del caldo avvolge tutta la regione, 37 gradi previsti in Sicilia orientale e a Caltanissetta, bollino rosso a Palermo, fermato intanto il piano di razionamento idrico in città, se ne riparlerà la settimana prossima, prevista una cabina di regia in chiave regionale. Nuovo allerta della Protezione Civile siciliana per caldo e rischi incendi nell'isola. L'allarme è scattato da mezzanotte e durerà per almeno 48 ore e riguarda sia gli incendi per i quali il rischio è arancione, sia soprattutto le ondate di calore per le quali il rischio invece è da bollino rosso per la città di Palermo e per tutta la parte centrale dell'isola. Nel capoluogo sono attesi 36 gradi di media con picchi però di 40 gradi e temperature percepite anche più alte per effetto dell'umidità. Scatta dunque anche oggi e domani lo stop al lavoro per chi è esposto al sole sia nei campi che in edilizia dalle 12:30 alle 16 come da ordinanza regionale. Se a Palermo il bollino è rosso, altrove si sta meglio anche se non bene. Bollino giallo infatti a Catania e a Messina, massime stazionarie in Sicilia con temperature tra i 32 e i 40 gradi. I 40 come detto sono previsti a Palermo ma anche ad Agrigento, 37 a Caltanissetta, Siracusa, Ragusa e Catania. Mentre cresce l'allarme caldo cresce anche la sete nell'isola. Dopo le polemiche è stato però bloccato il piano di razionamento idrico previsto dall'AMAP a Palermo e buona parte della provincia. Il piano dell'acquedotto sarà analizzato nel tavolo di coordinamento della Protezione Civile, ma le scorte d'acqua nella Sicilia occidentale dovrebbero comunque essere sufficienti fino a settembre. Gli interventi che si metteranno in campo sono di prudenza nel caso ottobre non porti utili piogge. 3 bare di migranti sono giunte a Porto Empedocle. Si tratta di 3 uomini trovati morti all'interno della stiva dai militari della Guardia di Finanza che hanno soccorso un barcone con 125 persone. Un macabro rituale che però rischia l'indifferenza. Davide Sardo. È ormai un rituale macabro al quale si rischia di assuefarsi perché drammaticamente ricorrente. Altre 3 bare trasferite da Lampedusa con il traghetto di linea sono giunte a Porto Empedocle.
Si tratta di 3 uomini non identificati, indicati semplicemente con delle lettere, morti nella stiva dell'imbarcazione e scoperti durante un intervento della Guardia di Finanza che ha soccorso un barcone con 125 persone a bordo. Per loro una preghiera sia col rito musulmano che con quello cattolico. Noi speriamo tanto di accoglierli sempre vivendo nella nostra terra e invece purtroppo, ahimè, da anni ormai assistiamo anche ad accoglierli, ad accogliere le salme e quindi ad accogliere i loro corpi, pregando per le loro anime. Continuiamo a distribuire i migranti deceduti purtroppo nei cimiteri della provincia, tenendone traccia dovessero un domani presentarsi parenti che vogliono rendere onore loro o ritirare la salma. I migranti sono stati sepolti nei cimiteri di Grotte, Canicattì e Santa Elisabetta. Anche la Sicilia coinvolta dal guasto informatico mondiale che ha mandato in tilt aerei, treni, ospedali, banche, bloccando qua e là anche gli acquisti con carta di credito. Fermi il 90% dei voli negli Stati Uniti, in Spagna e in Albania. Bloccato per ora lo scalo di Berlino, disagi a Londra, Fiumicino e negli altri aeroporti italiani. Pure nella nostra regione ritardi e decine di voli cancellati con inevitabili disagi per i passeggeri. La società di gestione dell'aeroporto di Catania e Comiso invita i viaggiatori a controllare in anticipo lo stato del proprio volo. E a Balestrata invece, nel Trapanese, una storia che riguarda un uomo che ha aspettato l'ex compagna nei pressi della sua abitazione e quando ha visto che la donna era in compagnia di un altro uomo si è scagliato contro quest'ultimo aggredendolo con calci e pugni. I carabinieri di Balestrata hanno arrestato un 42enne già accusato di maltrattamenti nei confronti dell'ex convivente. E ci spostiamo a Catania, avviata una campagna di sensibilizzazione contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti. Testimonial d'eccezione l'attore Tuccio Musumeci. Il sindaco trantino: è un patto di civiltà, ognuno deve dare un contributo. Tonino De Mana. Basta poco per rovinarla, basti tu per fare la differenza. Catania è casa. Con questi slogan accompagnati da video è stata avviata la campagna di comunicazione del comune contro l'abbandono selvaggio dei rifiuti e per sensibilizzare i cittadini al corretto smaltimento attraverso la raccolta differenziata. Testimonial d'eccezione l'attore catanese Tuccio Musumeci. Oggi si getta la plastica, non l'umido, va bene? Se lei getta l'umido nei giorni sbagliati ne costa a tutto mare 2 ore. Messaggi semplici e dirompenti, un sussulto d'orgoglio invocato dal sindaco trantino. Noi siamo una delle città da questo punto di vista che più paghiamo la differenza tra quel che siamo e quel che potremmo essere. E il vedere i tantissimi che stanno che dicono avete una città meravigliosa, peccato se solo fosse più pulita, ci fa male. Se a ciò aggiungiamo che il non corretto ciclo di conferimento dei rifiuti comporta anche costi insostenibili, una Tari insostenibile per i cittadini e la nostra incapacità di dare maggiori servizi, voi vi rendete conto di come alla fine è una battaglia in cui tutti così perdiamo, mentre basterebbe pochissimo per vincere tutti quanti insieme. Troppi cittadini lamentano la presenza di sacchetti disseminati qua e là, sarebbe anche il modo di incentivare i controlli? Ci muoveremo non dico nelle prossime ore ma nei prossimi giorni con delle iniziative mirate, perché è chiaro che non si può risolvere tutto solo ed esclusivamente con la campagna di comunicazione. La campagna di comunicazione diventa la premessa per un nuovo patto civico. Lo spot ufficiale, che da ottobre andrà in onda anche in TV, è stato prodotto con la regia di Zavvo Nicolosi e Giovanni Tomaselli. Protagonisti, oltre a Tuccio Musumeci, l'attrice e regista Donatella Finocchiaro, il rapper, l'elfo ed il content creator @Stefano con la S. E rimaniamo a Catania, dove vanno a rilento i lavori per la pista ciclabile in fase di realizzazione nella zona del porto. Slitta la consegna e l'opposizione incalza, tanto cemento e troppi errori progettuali. Doveva essere pronta in pochi mesi o comunque prima dell'estate ed invece per vedere passare qualche bicicletta bisognerà ancora aspettare. Quanto? Non si sa. È un cantiere aperto la pista ciclabile nelle vie Cristoforo Colombo e Domenico Tempio, un progetto di mobilità sostenibile finanziato con fondi europei che, a conclusione dei lavori, collegherà il centro storico alla playa. Al momento ciò che balza agli occhi sono code, caos e smog ed un tracciato realizzato mettendo cemento su cemento. Sono state concepite male negli spazi e nei luoghi specifici, prendendo per esempio via Domenico Tempio. È
l'esempio di intanto un rischio per la salute per i ciclisti, un cemento buttato lì in modo eccessivo, si parla tanto di cementificazione e abbiamo problemi di questo genere, ma soprattutto oltre il ritardo si capisce forse non si trova le ringhiere, ma ancora non c'è notizia di quando verrà consegnata. Dopo aver spostato l'impianto di illuminazione, prosegue a rilento l'installazione delle ringhiere, la cui fornitura aveva già fatto registrare ritardi, e a rilento proseguono le auto dirette verso le zone balneari e all'aeroporto Fontanarossa. Da una pista ciclabile all'altra, da una polemica all'altra, con il ripido tracciato più per scalatori ricavato in via Santa Sofia, che desta più di una perplessità. Hanno problemi gravi, per esempio un balcone dove si rischiava di sbattere la testa, un restringimento importante della carreggiata in curva, ma soprattutto anche da questo punto di vista vanno a limitare le zone di parcheggio anche nella zona policlinico. Bici ferme al palo, anzi alla ringhiera, in questo caso del lungomare, dove un'altra pista ciclabile attende ancora di essere pulita seriamente dalla cenere lavica. Turni lunghi, anche 12 ore, e mancanza di ricambio del personale. La sanità siciliana in affanno anche a causa delle ferie. Turni anche di 12 ore consecutive, reparti con due soli operatori sociosanitari costretti ad assistere decine di pazienti, costretti a lavorare giorno e notte, con la conseguenza, come è accaduto, che qualcuno abbia accusato anche dei malori e sia stato costretto a rivolgersi al pronto soccorso. Come ogni anno in estate scoppia l'emergenza personale a Catania. Per cosa? Perché appunto gli operatori sociosanitari dipendenti decidono di godersi legittimamente le ferie, una situazione insostenibile denunciata dai sindacati. Gli operatori sanitari, siano essi infermieri, siano essi medici, siano essi osso, veramente sono arrivati allo stremo, non ce la fanno assolutamente più. Il numero dei posti letto è impari rispetto al numero del personale, ma la dotazione organica non esiste, è carente, non rispecchia la necessità, il numero degli operatori di cui veramente la sanità ha bisogno. La FIALS spiega che la situazione è allarmante in tutti i reparti. In assenza di rinforzi tra il personale, bisogna che le aziende evitino di creare condizioni per cui tanti operatori si trovino costretti a insostenibili condizioni lavorative, con ogni conseguenza sulla tenuta psicofisica e di rimando sulla qualità dei servizi erogati. Adesso c'è la pubblicità. Cinema e letteratura. Sulle soglie della notte, Gesualdo Bufalino, fotogrammi di una vita immaginaria, è il docufilm dedicato allo scrittore Gesualdo Bufalino, testimonianze e racconti di inizio, carriera e fine, con la regia di Andrea Traina. Veronica Barbarino. Fotogrammi di una vita immaginaria sono quelli che raccontano lo scrittore Gesualdo Bufalino attraverso un docufilm. Il regista Andrea Traina ci restituisce i punti di inizio e fine carriera del noto autore siciliano, evidenziando il misterioso cortocircuito tra il suo esordio letterario tardivo e la sua prematura scomparsa in un incidente d'auto. Lo scopo del film è quello di accendere una luce nuova, una curiosità su questo nostro eccentrico scrittore, magari verso chi non lo conosce o non ha mai avuto occasione di leggere un suo libro, oppure se ne è tenuto lontano semplicemente per timore reverenziale. Protagonista de Sulle soglie della notte, Gesualdo Bufalino, fotogrammi di una vita immaginaria, è un intenso Gaetano Aronica, la cui somiglianza con Bufalino è sorprendente. L'attore, per calarsi maggiormente nella parte, ha visitato e vissuto i luoghi iblei di cui ha scritto Bufalino e incontrato amici e conoscenti dello scrittore comisano. La possibilità che mi ha dato questa esperienza cinematografica di entrare nella mente di un uomo che mi ha fatto capire quanto sia importante il rapporto con noi stessi, il rapporto con la vita immaginaria. Cioè, se è vero che noi non possiamo decidere molto della nostra vita quotidiana, è anche vero che c'è una parte di noi che sconosciamo. La parte, insomma, immaginifica ci dà un senso a tutto il resto. Un ritratto dello scrittore che in 20 anni ha costruito una carriera letteraria intensa e che grazie al lavoro della Fondazione Bufalino continua a vivere, regalando nuovi spunti di studio e un parco letterario dedicato. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare di calcio.
Ultima parte del nostro telegiornale dedicato allo sport, al calcio. A Messina è rottura definitiva tra la piazza e la proprietà del club. Martedì pomeriggio manifestazione contro il presidente Sciotto. La CR Messina è ferma nella programmazione della stagione. In questo momento solo allenatore, direttore sportivo e 5 giocatori sono i tesserati. Francesco Triolo. Ci siamo stufati ogni anno sempre la stessa solfa. La misura per i tifosi è colma, 5 giocatori tesserati, uno pronto ad andare via, ufficializzati solo allenatore e direttore sportivo. Il Messina vive un momento di grande confusione, forse più di tutte le altre estati, vissute sempre con i capricci del presidente Sciotto. Iscrivo la squadra, non iscrivo la squadra, era stato il leitmotiv degli anni passati. Quest'anno è la trattativa, vera o presunta, sulla cessione della società a Tenere Banco. Intanto la programmazione sportiva resta indietro. Il ritiro dovrebbe svolgersi dal 22 luglio a Zafferana e Tenea, ma non c'è certezza perché la scelta del ritiro è stata postata su Facebook e poi cancellata. Una situazione che non è più tollerata dalla piazza. Così martedì 23 luglio è stata programmata una manifestazione di protesta in piazza Municipio per chiedere l'immediata cessione del club. Adesso ho toccato il fondo proprio, però la situazione è stata sempre così. Mai un'organizzazione, mai una programmazione. E proprio quest'anno che ci siamo salvati prima, aveva tutto il tempo per farlo, non la fa, quindi lo fa apposta il signor Sciotto, è chiaro, lo fa apposta per danneggiarci e per danneggiarsi forse lui, ma secondo me lui non si danneggia perché se no non lo farebbe. E il Palermo insegue un rinforzo a centrocampo, richiesto Vasic, che però dovrebbe rimanere. Ufficializzato D'Andrea, il prossimo colpo del Catania sarà il centrocampista Luperini. Sentiamo Sergio Colosi. Tra arrivi e partenze il mercato del Palermo è sempre vivo. Il sogno a centrocampo rimane Mazzitelli, ma interessano anche Martegani e Legoschi. Sul fronte delle uscite Vasic piace al Partizan Belgrado, ma difficilmente cambierà maglia. I numeri dei gol subiti nella scorsa stagione suggeriscono una mezza rivoluzione in difesa. Gravesen e Del Cearu potrebbero salutare i compagni. Nella tarda serata di ieri il Catania ha ufficializzato l'attaccante Filippo D'Andrea, che ha firmato un contratto triennale ed è reduce da una grande stagione a Cerignola, 16 gol e 5 assist in 39 partite, playoff compresi. Il club rossazzurro è scatenato, pronto a chiudere altri colpi. Il prossimo è Gregorio Luperini, un lusso per la terza serie. Visite mediche e accordo triennale a cifre importanti per il trentenne centrocampista pisano. L'anno scorso 36 presenze e 4 reti in B nella Ternana. Ritrova l'ex allenatore toscano e di Tacchio. Per Davide Merola la trattativa con il Pescara è sempre aperta e il passaggio di Curato al club abruzzese rientrerebbe nell'operazione. In tema di cessioni l'attaccante Bocic è passato in prestito al Taranto. Il Messina ha definito il ritiro Zafferana e Tennea dal 22 luglio al 9 agosto, ma la domanda sorge spontanea: con quale organizzazione societaria e tecnica, alla luce dell'immobilismo del presidente Sciotto e di appena 5 calciatori in organico. Il Trapani, dopo l'amichevole persa contro la Lazio, di cui è grande tifoso il presidente Antonini, sta valutando in ritiro il centrocampista canadese con passaporto francese Ismael Cagliazzo, ex Rotonda in Serie D. Il telegiornale torna più tardi, grazie per averci seguiti, buon proseguimento di giornata.